Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il gameplay precedente. Fermo, 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 ma l'hai visto il gameplay precedente? È una bomba, è l'assedio di Massilia, girato in Cinematic Battle. Qui trovi scene mozzafiato, raccontate in prima persona dal punto di vista di un legionario. Non te lo sto neanche a dire, qui troverai ovviamente assalti alle mura, artiglieria che tira sulla città, scontri epici finiti male, ovviamente per gli avversari, e cariche eroiche delle cavallerie. Non perderti tutto questo, vai a vederti il video e poi continua. Ti riaspetto qua su questo video. Ricominciamo anzi da qui con la battaglia, vediamo un po' com'è andata. Direi che è andata parecchio bene, abbiamo perso solo 432 uomini, i nostri alleati solo 875 e invece i nostri avversari hanno perso 2500 uomini, ragazzi. Mamma mia, che scontro epico è stato. Se non l'avete visto, vi metto adesso il link qui sopra in sovraimpressione. Andatevela a vedere perché è qualcosa di veramente epico e unico. Vendetta è stata fatta. È stata fatta. Ora non rimane che sterminare completamente i nostri avversari per l'ultima volta. O per meglio dire, per quello che rimane, ecco. Benvenuti comunque ragazzi, io sono Lord Perso e siamo qui per continuare la campagna con Roma. Ah, finalmente, finalmente. E ora signori, la andiamo a radere al suolo. Sono solo due che probabilmente sono scappati, probabilmente. Oppure si rifugiavano all'interno del palazzo, ma li abbiamo massacrati. Ragazzi, è stato un successo. Non so dove fosse lo scorpione, va bene. Andiamo a, come avevo promesso, andiamo ovviamente a radere al suolo la città. Mamma mia, Gaio Giulio Scevola raggiunge un grado. Mamma mia, ragazzi, questa sarà una punizione nel quale nei secoli si parlerà. Si parlerà perché sarà una punizione veramente, veramente dura che ha inflitto Roma ai suoi nemici. Veramente, ragazzi, veramente. Ora andiamo a unire le truppe in modo tale da avere meno problematiche per quanto riguarda il reintegro delle unità. Ok, perfetto, siamo quasi in pari. O meglio, cioè siamo in pari, ma voglio ancora più diminuire questa cosa. Mamma mia. Qua sì. Andiamo sul reintegro delle unità. E voilà. Mamma mia ragazzi, che botta che gli abbiamo dato a Massilia. Ragazzi, che botta. È stata veramente una grande, grande battaglia. È stata veramente una grande, grande battaglia, ragazzi. Andatevela veramente a vedere perché... Anche se è stata semplice, diciamo, nel senso che veramente eravamo facilmente vincitori, però ragazzi, wow. E andiamo subito a prenderci anche questi simpaticoni qua a Narbo. Narbo è mia, tanto abbiamo anche i nostri alleati che ci difendono. Quindi non dobbiamo assolutamente aver paura di conquistare un'altra città. Ok, possiamo salutare Narbo e giochiamo in modalità... Ma io direi anche... O di protezione anche, volendo, Sì, giochiamo in modalità di protezione. Ci sono due navi. Sì, dai, protezione, non dovrebbero esserci problemi. La saltiamo ma con dolcezza, con delicatezza. Ok. Abbiamo perso un po' di uomini di cavalleria. Abbiamo perso un po' di uomini. Andiamo a occuparla. E siamo saliti di Imperium, ragazzi. Finalmente, finalmente adesso possiamo avere più uomini. Possiamo avere più anche dignitari. Benissimo, sono contentissimo. Urca. Iniziamo a tirare giù un po' di roba. Qui facciamo magari un pesciolozzo che ci può sempre servire. Qua andiamo a tirare giù questo. Qui andiamo a tirare giù questo. Perfetto. Io ho fatto questa cosa per
Porca miseria, per avere più, come si dice, più soldi, e in realtà è stata controproducente. Togliamo un po' di cavalleria, che tanto ne abbiamo fino a mai, e ci riposiamo. Direi che è la cosa giusta. Siamo sotto di 900, va bene così, non è un problema. Non è un problema, mi sarebbe piaciuto togliere. Allora, lasciamo pescivendolo a questo punto. E andiamo a farci un po' di robe qua. In realtà, campo di Marte o terreno di esercitazione. Faremo... Cavoli, costano veramente tantissimo. Faremo un campo di Marte, va bene. Adesso si stringe il cappio attorno al collo dei nostri nemici. Si stringe. Solo che siamo veramente pieni di unità. Queste non mi piacciono, eh. Teniamole d'occhio, ma non mi piacciono per niente quelle unità lì. Ok, qua comunque siamo al massimo. Qui no, ma va bene. Stiamo attenti, ragazzi. Stiamo attenti a quelle unità. Intanto porto giù un'ulteriore legione che non la vedo. Eccola qua. Ok. E poi, anzi, la faccio sbarcare direttamente al porto. Ci impiegherà un bel po', però va bene così. Va bene così. E noi siamo pronti per un nuovo turno. Siamo però in bancarotta. Dobbiamo liberarci di alcune truppe, ragazzi. Dobbiamo liberarci di alcune truppe. Allora, andiamo intanto a migliorare qua taluni aspetti. Questo assolutamente. Allora, di cosa possiamo liberarci? Sicuramente, allora, dei Velites potremmo liberarci, anche se sono full stack. Però qualche unità di Velites la possiamo anche congedare. Date a coltivare i campi. Ok. Allora, ci stiamo espandendo sulla costa, ragazzi. Ci stiamo espandendo sulla costa. Bene, sono molto contento di ciò. Qua ci odiano tutti, ma va bene così. Fa parte del gioco. Tolosa mi piacerebbe prenderla. Fa parte della triade. Sì, fa parte della triade. Quindi Tolosa sarà il prossimo nostro obiettivo da prendere, oltre a Narbo. Dobbiamo stare attenti in questa zona. Magari prendo la mia spia. Esatto, e la porto giù. Me la porto giù. Vediamo un attimo cosa ci dice. Adesso possiamo anche farle le spie, quindi... Wow, tanta roba. Però abbiamo messo in sicurezza questo mare qua. Possiamo dire il mare massilese, o comunque il mare di tipo genovese, per usare una parola un po' più, diciamo, datata. Più avanti, anzi, più che datata. Allora, andiamo un attimo qua. Non me lo fa fare. Non me lo fa fare, niente. Allora, ci dobbiamo tenere le truppe così come sono. Io direi a questo punto togliamo qualche velita ancora. Ancora. Gira le scatole, ma devo farlo. E ce lo togliamo ancora. Siamo ancora in negativo. Porca miseriaccia. Allora, noi avremo... no, la cavalleria qua è piena. Io non volevo togliere la cavalleria, però mi sa che mi deve... Grazie, grazie per avermi... Ah, grazie, sempre gentilissimo il gioco. Ovviamente non è che mi ha tenuto quella con la cavalleria più elevata. Va bene, siamo a meno 27. Adesso siamo rientrati nell'economia. Bene, ragazzi, sono veramente contento di ciò. Andiamo a vedere qua cosa abbiamo sbloccato.
ma niente di che in realtà. A parte che abbiamo preso, scusate, l'Imperium e la meraviglia del mondo. Perfetto, sono molto molto contento. Bene, adesso possiamo fare veramente tanto. Possiamo espandere ancora di più l'impero. Guardate qui, addirittura controlliamo tutta questa zona. Abbiamo la visione su tutta questa zona che è ottima, ottima veramente. Qui chi ci sono? Ah, i Lusitani, addirittura. I Lusitani si sono espansi veramente tanto. Il prossimo obiettivo sarà da Narbo scendere e prendere Tarraco, ma prima prendiamoci Tolosa, perché Tolosa ci permetterà di avere visione su tutta questa zona. Quindi se io riuscissi a diciamo fortificare bene Massilia, poi potrei tenere la legione solo a Tolosa e scendere con 2 legioni. Ricordiamo che qui ne abbiamo altre 2 che a questo punto adesso potrebbero veramente spingere in avanti senza avere la paura di essere colpite dal dietro. E questa è una cosa importante. Intanto Massilia si è radunata tutta a Tarraco, vedete? Probabilmente mi darà anche un attacco, probabilmente mi farà anche un attacco, però ha perso due delle sue città più importanti. E ci faremo strada poi verso nord, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Sperando sempre che i nostri riescano a resistere. Sicuramente togliere Bibracte ai Cimbri sarebbe un grande punto di difesa per Octudrun e Coria, ma ragazzi si parla di molto più avanti. Noi adesso dobbiamo andare a pacificare tutta questa zona. I cartaginesi non li ho visti praticamente in tutto questo gameplay, non li ho proprio visti. L'importante è anche questa legione che sta scendendo qui, perché ci darà la possibilità di attaccare i nemici di Roma. Quindi l'idea è quella di eliminare Cartagine da questo bacino e tenerci noi queste province. Bisogna stare attenti però ai nostri nemici africani, perché sono sempre problematici. Dovremmo attaccare la città, liberarla e poi tenerla sotto il gioco di Roma, o comunque tenerla alleata a Roma. Difficile, difficile da farsi. Ovviamente questo sarà il primo punto dove le nostre legioni si concentreranno, quindi Capsa. Direi che 2 sono anche più che sufficienti per poterla attaccare, e poi ci sposteremo, non so se verso il basso a Sidamus, in modo tale da placare questa maledetta, libereremo anche questa città, questa maledetta tribù, e poi spostarci definitivamente all'Epis Magna e Macomedes, oppure andare verso nord. Però io non vorrei lasciare nulla a sud. La Spagna per ora dovrà attendere, nel senso che posso mandare al massimo giù una legione. Se riuscissi a prendere Tarraco, poi potrei prendere Numantia e spingermi un po' più in qua. Anche Toletum sarebbe veramente buona da prendere. Però vediamo, io spero di riuscire a fare dei usti. Tra l'altro guarda chi c'è qua, gli Iceni. Wow, gli Iceni vuol dire che hanno tutta questa zona di sicuro, se sono arrivati fino a qua. Comunque speriamo appunto di riuscire a tenere, perché comunque il fronte è ampio. Io è vero, posso fare di altre regioni. Il problema è che altre legioni significano altri soldi, e io non ho soldi, ragazzi. Anzi, sono in negativo. Perciò è un bel problema. Allora, vediamo la prossima mossa da farsi. Vediamo un po'. Ma io direi a questo punto passiamo il turno e vediamo un po' cosa ci capita. Tanto siamo a meno 27. Non è che ci sia moltissimo da fare. Io potrei togliere uno dei soldati per guadagnare qualcosina in più, ma onestamente mi servono un po' tutte le truppe. Vediamo un attimo, ma secondo me sono necessarie tutte le truppe che ho a disposizione, almeno per questo turno. Ecco, dopo vediamo, dai, magari si sblocca qualche edificio che mi dà. Ecco, vedete, sicuramente qua appunto si sbloccano degli edifici, mi danno sicuramente delle entrate, quindi secondo me si può fare. Allora, aspetta, abbiamo un editto.
Bene. Utilizziamole, perché non... E perché non a questo punto aumentare la pressione fiscale? Allora, qui abbiamo la pressione fiscale. Qui non abbiamo nulla. Qui non possiamo permettercelo. Qui abbiamo solo 2 province. No, grazie. Ecco, tipo qua. Tipo qua, sì. Tra l'altro vedo che abbiamo solo 3 ditti emanati. Ah. Allora andiamo a aumentare le tasse. Qua ovviamente non possiamo farlo. Ah, ok, ok, ok. No, aspettate, fatemi vedere se riesco allora. Esatto, emanare qualche altro editto da qualche altra parte. Aumentiamo anche qui la pressione fiscale e dovremmo esserci, giusto, perché erano... Sì, a parte che qui potrei anche toglierlo l'editto, perché di 2 province, onestamente, per quanto siano sviluppate... sta signorina fuori dalle scatole, per quanto siano sviluppate, non è che mi serva più di tanto. Comunque direi che siamo a posto. Va bene, allora andiamo avanti col turno successivo e vediamo un po' cosa combiniamo. Mm. Mm? Vabbè, partecipa alla guerra. Non posso partecipare, fammi vedere. No, sono anche belli confinati, quindi io direi di no. Non partecipo. Ah, ok, mi sono spaventato, ragazzi. Pensavo che questi fossero dei nemici sbarcati così. Ho detto, Dio, cosa sta succedendo? Invece no. Ok, perfetto. Pestilenza. Uno scoppio di una nuova pestilenza. Va bene. Conflitto degli ordini. Pensano che i plebei pensano che non ci sarà più grano per nessuno. Mm, Questo sicuramente fa scontenti i patrizi. Distribuisco io le provviste. Pestilenza, questo è nuovo, ragazzi, non l'avevo mai visto. Il nostro popolo vive nel sudiciune. Del sudicio. Che non abbiamo servizi adeguati. Va bene. Intanto grado aumentato del nostro politico. Andiamo a dargli un po' di roba. Sì, gli diamo 3 allo zelo. Esperienza, sì, gliel'avevo data, ma vabbè. Gliela diamo comunque, ma... ok. E qui può prendere un'ultima roba. Probabilità di sfuggire ai nemici. Direi di sì. Qua abbiamo cospiratore, va bene. Gli diamo pure quella. Insomma, qua è aumentato tutto. Ottimo, ha raggiunto il livello massimo. Guardate quante stelle, madonna. Più stelle qua che nel firmamento. Allora, ok, vediamo un po'. Perfetto, guardate l'economia. Con l'aumento della pressione e gli editti emanati. Stiamo volando proprio. Ottimo, e anche gli edifici che poi si sono andati a sbloccare. Ottimo, veramente ottimo. Adesso devo ancora fare edifici perché sennò mi diventano degli edifici veramente brutti. Ma devo aver preso qualcosa, perché 14.000, non so da dove è cicciato fuori. Andiamo a vedere. Forse qualche evento come questo qua che non riesco a leggere. Comunque va bene. Va bene così, va benissimo così, anzi, no? Va bene, va benissimo. Allora, qui abbiamo detto lo facciamo una cittadina militare, anche se in realtà anche Mediolanum è militare. Però, vabbè, dai, adesso ce la facciamo così. Narbo io la farei una cittadina, ehm, un insediamento agricolo, civile o mercantile. Ah, potrebbe essere anche mercantile, sapete perché? Con Tolosa, queste tre qua potrebbe essere anche mercantile.
direi che è un po' più reale, ecco, mercantile, perché sulla costa, magari questa poi la facciamo agricola, che è quello che appunto volevo fare. Allora, qui andiamo a fare... allora, potremmo fare sicuramente una suburbia, anche se terreno per esercitazione e officina. No, andiamo full militare, raga. Full militare, assolutamente. E dopo penseremo al da farsi. Mentre invece al contrario, questa la facciamo un po' più tranquilla. Tipo 60 al commercio locale non è... Ah, una cava, perfetto. Due cave posso fare? Due cave addirittura. Interessante. Una cittadina oppure una cittadina fatta in questo modo qua. Io direi andiamo sul commercio. Sarà un villaggio di pescatori che commerciano, dai. Qui facciamo il pesce. Qua non possiamo più fare nulla, però direi che un porto bello, tosto e sicuro, direi che non ce lo toglie nessuno. Anche perché Genova non ha neanche un porto importante, quindi direi che ci sta ampiamente. Siamo già andati a 92, ragazzi, abbiamo usato tutti i soldi, ma va bene così, va bene così. Noi siamo in guerra con loro? No. No, perché si sono... non vi dico cosa. E ci avevano dichiarato, avevamo detto pace, insomma. Massilia ovviamente non ci dà la pace. Questi qua sì. Vediamo allora, raga. Chiediamogli un po' di soldi. Spigliamo un po' di soldi a questi qua. Sa che 1200 è il massimo che possiamo ottenere. Perfetto. Quindi con tutti questi soldi investiti, teoricamente non abbiamo freddo. No. Tutti questi soldi investiti. Possiamo far salire di grado le nostre truppe. Perfetto. No, dicevo, con tutti questi soldi investiti, questi sono proprio loro, sono proprio i massilesi, vero? Io mi ricordo questa cosa. Non sono i cirtesi, ma sono i massilesi, che però hanno rinunciato a darci guerra proprio in questo momento. Alia di questo gioco. Alia. Vabbè. Allora, stavo dicendo appunto, questi mi danno noia. Io li vorrei attaccare, ma non voglio lasciare questa cittadina scoperta. Dicevo, dobbiamo dare il colpo di grazia a Massilia, perché una volta che io chiudo questa cosa qua di Massilia, dovrei avere tutta la regione e posso sganciare la legione che ho qua e portarla all'insù e vedere di combinare qualcosa finalmente. Qui dovremmo avere il culetto coperto. Di qua... Qua ci sono i cimbri che possono dare delle problematiche, ma... solo che la città è ben distante. Però in realtà io posso tentare. È che ho poche truppe. Avrei praticamente 17 più 9. Ok, va bene. 17 più 9 più 15. E non sono tantissimi, considerando che 16 sono solo quelli all'interno della città. Qui ce ne sono 10, qui altri 10. Questi non li contiamo. Beh, però. Dai, proviamo, tentiamo. A parte che qua possiamo raggiungerlo, quindi io sfrutterei l'occasione. Fatemi vedere qual è quello che va più lontano. Ma questo. Allora, potenziamolo. Sprechiamo i nostri soldi per potenziare la cavalleria, che forse è quella che mi dà più... ma sono cambiate le unità? Ho fatto qualche... C'è stato un aggiornamento, ragazzi, della Divided Impera. C'è stato un aggiornamento perché io ho delle robe diverse qua. Eh sì, ragazzi. O ho fatto qualcosa io e non me ne sono reso conto. Comunque va bene, dai. Facciamo l'upgrade del nostro generale. Ok, perfetto. Perfetto, va bene. E scendiamo allora a questo punto. Quello più lontano abbiamo detto è l'altro, quindi partiamo. Wow. Facile, easy win. Andiamo modalità aggressiva.
Ecco perché continuano a uscirmi disclaimer qua. C'è stato un aggiornamento. Ok. Del gioco. Esatto, statistiche post. Vedete, mi continua a far uscire tutte le robe che ho già visto. Va bene. Allora, i prigionieri. No, li uccidiamo. Perfetto. Abbiamo sbloccato anche tradizioni militari per questo esercito. Tiri al minuto non sarebbe male, soprattutto perché questo non ha le macchine d'assedio. Portata di tiro da cavalleria. Bah, sì, insomma. Morale. Durante le battaglie in difesa. No, andiamo a potenziare la fanteria, che ci serve, assolutamente. Più 4 al morale, più capacità in movimento, assolutamente sì. E tiri alla distanza da tutte le unità. Fatemi vedere se ha abbastanza tiro, direi di sì. Quindi io andrei su questa cosa qua. E ok, adesso recuperiamo la nostra legione anche da questo lato e la mandiamo di pari passo. Allora, questa è unità veloci, quindi in realtà la tengo dietro. Speriamo che a Narbo non esploda, non succeda il finimondo. Questa la teniamo qua dietro perché comunque è... Oddio, però c'ha l'assedio qua, C'ha l'assedio. La mia spia qui mi vede questa zona, io la lascerei a questo punto, allora magari qua a guardare la zona, perché a questo punto io in 2 turni dovrei riuscire ad arrivare qua. Dai, lo facciamo e la portiamo qui. Tanto ci sono questi di guardia, speriamo di non aver problemi, anzi ci aumenta anche il, come si dice, il morale qua, il coso cittadino, ottimo. Questi per ora li lasciamo qui. Va bene, io direi che il turno può finire qua. Noi raga, ci vediamo al prossimo gameplay dove andiamo a proteggere tutto il Mediterraneo prendendo Tarraco, si spera. E poi dai che si va in Spagna. Dai che si va in Spagna. Dai. Grazie per essere rimasti con me e alla prossima. Ciao ragazzi.